Sono 30 anni che facciamo la gara dei castelli di sabbia, è una tradizione ormai che è consolidata, vengono tanti ragazzi, anche tanti villeggianti e ogni castello ha un tema. Tanti sono anche sul tema che abbiamo fatto quest'anno durante l'oratoria estiva, tutti all'opera. Alcuni anche hanno fatto il tema che riguardano i propri campeggi, i propri campi estivi e altri temi riguardo al mare. Uno in particolare con il ricordo del ponte di Genova. Abbiamo rappresentato un po' il ponte di Genova che è crollato il martedì scorso e in mezzo, dove è rotto, abbiamo unito il ponte con due mani, perché allora diciamo che è stato il nostro campeggio che si è svolto la settimana scorsa col titolo Ti ho preso per mano, e quindi abbiamo unito il ponte proprio per simboleggiare la relazione, cioè unire i due lati del ponte. Progettista, che cosa ha disegnato? Allora abbiamo fatto la stazione di riva con a fianco la Rinox, poi visto che c'era dello spazio che avanzava abbiamo fatto qualche parcheggio e poi qualche albero. Sono stati dei giorni belli perché ci hanno visto impegnati sia con i ragazzi e con i bambini nel pomeriggi in spiaggia, sia la sera con dei momenti di aggregazione qui nel nostro campo parrocchiale, con tanti parrocchiani e anche tanti amici ospiti, soprattutto anche attraverso la cucina, attraverso la musica, attraverso il karaoke, attraverso la tombola, tutti i momenti di aggregazione e di amicizia vissuti insieme. Sabato abbiamo voluto giustamente rispettare il lutto nazionale e anche noi abbiamo sospeso ogni tipo di festeggiamento ed è stato un giorno dedicato soprattutto alla preghiera. Nelle celebrazioni dell'Eucarestia di quella giornata abbiamo ricordato in modo particolare le vittime, le famiglie e tutti coloro che sono stati colpiti da questa sciagura, da questa disgrazia.